Buongiorno da Sicilia 24, questi i principali argomenti di oggi. Le mani della mafia sul traffico di droga fra Catania, Siracusa e Malta. Tra i 15 arresti c'è anche Nico Pandetta, recuperati in mare circa 2000 kg di cocaina. 5 impiegati del Consorzio Autostrade Siciliane sono stati sospesi per 6 mesi, registrati 266 episodi di peculato ai caselli. Secondo l'accusa avrebbero incassato i pedaggi registrando tariffe inferiori e trattenendo la differenza. Una donna di Campobello di Licata, nell'Agrigentino, denuncia 2 ospedali per la morte del marito deceduto dopo una emorragia cerebrale. Nell'esposto alla procura si ipotizzano ritardi negli accertamenti clinici. Nasce l'Osservatorio della legalità dei balneari di Catania. L'obiettivo è garantire trasparenza e correttezza nel settore delle concessioni. La Confcommercio dice no a interessi politici e infiltrazioni malavitose. Trapani, riaperta la riserva naturale di Montecofano a Custonaci per chi ama il turismo sostenibile. 8 anni dopo il debutto, l'Inferno di Dante, lo spettacolo teatrale più visto in Sicilia, torna alle Gole dell'Alcantara in una veste completamente rinnovata. Calcio, la prossima stagione del Catania prende forma, si attende l'ufficialità di direttore sportivo e allenatore, con l'obiettivo di costruire un gruppo competitivo tra giovani e giocatori esperti per puntare alla promozione. Bentrovati e apriamo il nostro telegiornale con altri particolari legati all'operazione Abisso, una rete internazionale di traffico di droga legata ai clan mafiosi. Cappello Bonaccorsi di Catania e Santa Panagia di Siracusa è stato scoperta. È quanto appunto è emerso nella maxi operazione della Guardia di Finanza. Tra i 15 destinatari delle ordinanze di custodia cautelare c'è anche il nome del cantante neomelodico Nico Pandetta, ma sentiamo il servizio. 30 milioni di euro sprofondati negli abissi del mare. È l'immagine simbolo dell'operazione denominata Abisso, che ha portato all'arresto di 15 persone accusate di far parte di una rete internazionale di traffico di droga legata ai clan Cappello Bonaccorsi di Catania e Santa Panagia di Siracusa. Tra i destinatari dell'ordinanza di custodia anche il cantante neomelodico Nico Pandetta, nipote dello storico boss Turi Cappello, già detenuto per una precedente condanna definitiva per spaccio di droga ed evasione. Secondo l'accusa proprio Pandetta avrebbe svolto un ruolo di intermediazione in affari legati agli stupefacenti, mantenendo contatti dal carcere con esponenti delle organizzazioni coinvolte. Tra gli episodi più importanti ricostruiti dagli investigatori, il tentativo di recuperare al largo delle coste catanesi quel carico di circa 2 tonnellate di cocaina destinato alla criminalità organizzata calabrese, finito in fondo al mare, intercettato e sequestrato dalla Guardia di Finanza. Proprio parlando di quel carico perduto, uno degli indagati, Antonio Vasta, avrebbe manifestato tutta la sua disperazione nel corso di una conversazione intercettata, lamentando un guadagno di 30 milioni sfumato che avrebbe consentito di sistemare 4 o 5 famiglie. Secondo la direzione distrettuale antimafia di Catania, il gruppo avrebbe gestito l'importazione e la distribuzione di cocaina, hashish e marijuana tra Sicilia e Malta, avvalendosi di una struttura capace di operare anche oltre i confini nazionali e in alcuni casi libero di muoversi persino dall'interno degli istituti penitenziari. Sospensione per 6 mesi per 5 dipendenti infedeli del Consorzio Autostrade Siciliane e per uno di una ditta esterna che si occupava della parte informatica. 266 gli episodi di peculato contestati, sono questi i provvedimenti del Tribunale di Termini Imerese nell'ambito dell'inchiesta portata avanti dalla procura diretta da Angelo Cavallo. Ma sentiamo Francesco Triolo.
Le immagini delle telecamere nascoste nei gabbiotti dei caselli autostradali immortalano ogni singola scena di uno schema ripetuto che sembra essere sempre lo stesso. L'addetta all'esazione del pedaggio ritirava il biglietto e il denaro contanti consegnati all'utente, non inseriva il tagliando nel ricevitore destinato alla registrazione degli incassi, ma ne introduceva uno di una tratta inferiore dove magari si pagavano appena 90 centesimi. La differenza finiva nelle sue tasche. Da queste immagini e con le intercettazioni ambientali sono scattati provvedimenti di sospensione temporanea di 6 mesi nei confronti di 5 dipendenti, agenti esattori del Consorzio Autostrade Siciliane messi dal GP di Termini Imerese Irina Cirincione su richiesta della Procura della Repubblica diretta da Angelo Cavallo. L'indagine ha preso il via da una denuncia proprio di Autostrade Siciliane che ha segnalato sistematiche anomalie tra gli incassi e i passaggi ai caselli di Bonfornello, Cefalù e Castelbuono, e ha interessato un arco temporale che va da novembre 2025 a gennaio 2026. Attraverso intercettazioni ambientali e videoriprese sono state quindi certificate singole appropriazioni che andavano da 7 sino a 10 e 15 euro. C'era tra i 5 esattori chi di queste operazioni ne ha effettuate 13 e chi 103 o 108. In totale sono 266 gli episodi di peculato contestati. Le verifiche svolte hanno indicato che ciascuno degli indagati in circa 3 mesi si sarebbe appropriato di importi compresi tra un minimo di 99, 100 euro ed un massimo di 592 e 803 euro. È stato accertato come gli indagati abbiano anche disattivato la corsia destinata agli automobilisti che usavano la cassa automatica, chiudendo la sbarra e mettendo in funzione il semaforo rosso in modo da incrementare il flusso auto verso la propria postazione e poter riscuotere più soldi. Durante gli interrogatori di garanzia tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Misura interdittiva anche per un dipendente di una società privata che in forza di un appalto con il CAS cura la manutenzione della rete informatica degli impianti di esazione. Anche costui è gravemente indiziato di peculato in concorso con 2 degli esattori per complessivi 33 episodi. E sono 3 le inchieste aperte dalla Procura di Palermo sulle intimidazioni nella zona del mandamento della Piana dei Colli a nord di Palermo. Intanto lunedì in città arriverà il ministro Matteo Piantedosi. Manlio Viola. Proseguono a ritmo serrato le indagini di polizia e carabinieri coordinati dalla Procura di Palermo sugli atti intimidatori, sui danneggiamenti a colpi di Kalashnikov, sugli incendi devastanti e sulle richieste di pizzo che da novembre dello scorso anno colpiscono le attività commerciali della zona nord di Palermo. 21 gli episodi di danneggiamento soltanto negli ultimi 2 mesi, da marzo ad oggi. Gli 8 fermi scattati ieri sono la punta di iceberg di una inchiesta che sta andando avanti nel territorio del mandamento mafioso della Piana dei Colli, ovvero quello di cui fanno parte le famiglie di Tommaso Natale, Resuttana, San Lorenzo, della immediata provincia fino a Villa Grazia di Carini, passando per Sferracavallo e Isola delle Femmine. Sono almeno 3 queste inchieste parallele. Una riguarda il Far West di sparatorie fra via Don Minzoni e via Montalto, legata anche alle intimidazioni e alle richieste di pizzo sul lungomare di Sferracavallo. Una seconda riguarda le armi, i Kalashnikov usati per diverse intimidazioni, che farebbero parte dello storico arsenale della famiglia mafiosa dei Lo Piccolo. Una terza inchiesta riguarda invece gli incendi nei parcheggi della Sicily Bycar di Tommaso Dragotto. 31 le auto completamente distrutte in 2 episodi, altre danneggiate in una sparatoria. Su questo filone c'è particolare apprensione in assenza di una richiesta estorsiva, tanto che il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha assegnato la scorta al presidente Tommaso Dragotto. Lui l'ha accettata a malincuore, ma altri provvedimenti potrebbero essere emanati in queste ore. Intanto lunedì a Palermo arriverà il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che presiederà un altro Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in città. Far West a Catania, 3 giovani feriti in una sparatoria che è avvenuto durante le ore notturne in piazza Beppe Montana, una zona nota purtroppo per lo spaccio di droga. Tonino De Mana. A terra il nastro bianco e rosso per delimitare la scena del crimine, qualche traccia di sangue ed una trentina di bossoli recuperati dalla polizia insieme ad una pistola e i 3 giovani feriti, tra cui un 15enne, il bilancio di una sparatoria avvenuta poco dopo la mezzanotte in piazza Beppe Montana tra San Giovanni Galermo e Trappeto Nord, in una zona tristemente conosciuta per lo spaccio. A fronteggiarsi sarebbero stati un gruppetto di giovani che, per motivi ancora da chiarire, si sono ritrovati faccia a faccia, forse per un chiarimento, poi sfociato nel sangue. Non si esclude un
un regolamento di conti o qualche dissidio legato al mondo degli stupefacenti. Sul posto, oltre alla polizia, sono arrivate diverse ambulanze del 118, anche se i feriti sono stati accompagnati in ospedale con auto private. Uno di questi sarebbe il figlio di un noto pregiudicato ritenuto figura di vertice nel mondo dello spaccio della zona di Trappeto Nord. I feriti, che non sono comunque in gravi condizioni, sono stati accompagnati al Policlinico e al Cannizzaro. Indagini sono in corso per ricostruire il movente della sparatoria. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere del quarto municipio Giuseppe Ragusa, che sollecita una maggiore attenzione per le periferie e più controlli per prevenire situazioni di rischio che possano mettere a repentaglio l'incolumità pubblica. Una donna di Campobello di Licata ha denunciato 2 ospedali per la morte del marito, deceduto dopo una emorragia cerebrale. Nell'esposto alla Procura di Agrigento si ipotizzano ritardi negli accertamenti e possibili responsabilità mediche. Davide Sardo. Una denuncia per presunta malasanità arriva alla Procura di Agrigento dopo la morte di un uomo di 69 anni di Campobello di Licata nell'Agrigentino, deceduto lo scorso gennaio in seguito a una emorragia cerebrale. La moglie punta il dito contro gli ospedali di Canicattì e Caltanissetta. Secondo l'esposto, il 30 dicembre l'uomo si sarebbe presentato al pronto soccorso di Canicattì con una forte crisi ipertensiva e un violento mal di testa. Nonostante i precedenti clinici, sarebbe stato dimesso con l'invito a tornare il giorno successivo. Al nuovo accesso un attacco avrebbe evidenziato un'emorragia cerebrale in atto, rendendo necessario il trasferimento d'urgenza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove il paziente è stato sottoposto a intervento chirurgico. Dopo il ricovero in terapia intensiva e rianimazione, l'uomo sarebbe stato trasferito in un reparto ordinario. Qui, secondo la denuncia, avrebbe contratto un'infezione che ne avrebbe aggravato rapidamente le condizioni fino al decesso avvenuto il 22 gennaio. La donna chiede adesso di accertare eventuali responsabilità e il sequestro della documentazione sanitaria ritenuta utile alle indagini. E adesso ci occupiamo della donazione del sangue. L'arrivo dell'estate porta con sé un problema atavico, l'assenza, la carenza appunto di donatori, le prime avvisaglie negli ospedali catanesi, ma sentiamo il servizio. Non è ancora un'emergenza, ma un allarme sì, ed arriva direttamente dai principali ospedali catanesi, alle prese con la grave carenza di sangue, specie dei gruppi zero negativi. Un problema che si registra puntualmente e notoriamente tra luglio ed agosto, ma che quest'anno sembra stia dando pericolose avvisaglie già a giugno. Noi abbiamo già avuto qualche, chiamiamolo evento sentinella, nel senso che sono mancati dei gruppi RH negativi e speriamo che questo durante il periodo estivo venga compensato dalla volontà dei donatori. Cercasi donatori di sangue per affrontare le emergenze, ma anche per interventi chirurgici e terapie salvavita che compromettono la capacità di garantire trasfusioni tempestive. E si rincorrono gli appelli alla donazione. Purtroppo i giovani sono quelli che mancano nell'ambito della donazione, quindi trovare strumenti, linguaggi, modalità per avvicinare i giovani è importante. E un buon contributo, per fortuna, arriva dagli stranieri residenti in Italia. 1 su 10 dei donatori in Italia è un donatore straniero, verosimilmente extracomunitario, proveniente generalmente da Nord Africa. Perché donare sangue? Ma donare sangue è importante perché sicuramente si risponde ad un'esigenza di salute e di vita per tanti pazienti, ma nello stesso tempo è anche utile per il donatore stesso. E poi devo dire che è un gesto bello, chi ne fa esperienza lo fa sempre con il sorriso e con il cuore pieno di gioia, perché sa di aver fatto un gesto bello e buono. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo tra poco. Vi parleremo del neonato osservatorio legalità per i balneari a Catania. A tra poco. E siamo tornati in studio, nasce l'osservatorio della legalità dei balneari di Catania. Dicono no a interessi politici e infiltrazioni malavitose. Orazio Longo.
L'obiettivo è quello di garantire trasparenza, correttezza e vigilanza nel settore delle concessioni. A Catania nasce l'Osservatorio della legalità dei balneari, un presidio per monitorare e segnalare le criticità alle istituzioni competenti, a cominciare dalle procedure e dai criteri adottati dagli enti pubblici. In prima linea la Confcommercio, il Sindacato Italiano Balneari, l'Associazione Antimafia e Legalità e le imprese di settore. Andiamo verso il passaggio finale di quella scelta che per me rimane scellerata di procedere alle gare per l'assegnazione delle aree balneari e in questo momento credo che sia fondamentale aprire e accendere i riflettori. Saranno osservati i profili imprenditoriali, la provenienza dei capitali e la solidità delle imprese con l'obiettivo di prevenire infiltrazioni o operazioni speculative e muovendosi a tutela delle imprese che operano nella legalità. Conoscendo noi esattamente quali sono le problematiche per le quali chi non vive nella totale legalità può essere interessato ad avvicinarsi alle strutture balneari, abbiamo reputato utile creare questo osservatorio sulla legalità proprio per fare in modo che ci sia una tutela superiore, cercando di garantire che le norme vengano tutte osservate e soprattutto evitare che le attività balneari diventino uno dei tanti aspetti del riciclaggio di capitali di provenienza illecita. E dopo la riserva dello Zingaro, anche quella naturale di Montecofano a Custonaci riapre completamente per la felicità di quanti amano un turismo green. La cittadina trapanese, il suo territorio meritatamente si conferma così destinazione ideale per un turismo sostenibile e ambientale. Laura Spanò. Torna fruibile il sentiero del mare della riserva naturale orientata a Montecofano a Custonaci. Dopo un'attenta attività di monitoraggio e gli interventi di ripristino del piano di calpestio di alcuni tratti di steccato danneggiati e della segnaletica, il percorso è stato riaperto collegando nuovamente l'ingresso ovest di Cornino con quello est di Frassino. L'intervento è stato realizzato dal personale del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, ente gestore della riserva. Lo scorso 1 maggio erano stati restituiti alla fruizione dei visitatori il sentiero Scaletta Cofano che unisce Cornino e Frassino attraversando l'area montana e il sentiero Baglio Cofano che collega l'omonimo Baglio alla Torre della Tonnara. La riapertura completa della rete sentieristica dopo l'incendio del luglio 2025 consente agli escursionisti di tornare a percorrere uno dei tratti naturalistici più suggestivi della costa trapanese. Il turismo green a Custonaci, a realtà sempre più consolidata, si aggiunge alla recente menzione di Mare più bello 2026, che risponde alla crescente consapevolezza dei viaggiatori che riguardo alla sostenibilità ambientale scelgono come meta proprio Custonaci. La cittadina, con la sua straordinaria varietà di paesaggi, dalla montagna alla costa, dal centro storico al parco di Cerriolo, rappresenta una destinazione ideale per chi desidera esplorare un borgo siciliano in modo responsabile e sostenibile. 8 anni dopo il suo debutto, l'Inferno di Dante torna alle gole dell'Alcantara in veste decisamente rinnovata. Ci dice tutto Desire Ferlito. 8 anni dopo il suo debutto, l'Inferno di Dante torna a infiammare le gole dell'Alcantara con una veste completamente rinnovata. Lo spettacolo teatrale più visto in Sicilia si prepara a una nuova edizione all'insegna delle novità, tra un cast in gran parte rinnovato, nuove coreografie, musiche inedite e sorprendenti effetti speciali. Un nuovo Dante, Farinata degli Uberti, un nuovo Caronte, un nuovo Ulisse, i quali si sposeranno con i vecchi, gli attori che hanno già per 400 volte sentito Signori chi è di scena. La presentazione ufficiale di Inferno 2026 si è svolta nella sede catanese dell'Assemblea regionale siciliana, Palazzo Minoriti, dove il nuovo proprietario delle gole dell'Alcantara, Russo Morosoli, ha affidato a un videomessaggio il proprio sostegno alla nuova edizione dell'Inferno, ribadendo l'importanza di uno spettacolo che negli anni ha saputo rilanciare e valorizzare il territorio. Questa manifestazione si svolge nel sito più importante, più conosciuto del Parco Fluviale, che è quello delle gole Alcantara, un sito che è conosciuto in tutto il mondo. Un
progetto che guarda anche ai visitatori stranieri. Saranno infatti distribuite cartoline dotate di QR code con contenuti multilingue per permettere ai turisti provenienti da tutto il mondo di conoscere la storia e il retroscena dello spettacolo. Io da spettatore rimarrei incantato per la capacità che la compagnia ha avuto di rispettare quel luogo, anzi di farcelo leggere e percepire in un modo completamente nuovo. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa, torniamo con il calcio. E siamo al calcio, ci occupiamo del Catania, nonostante non ci siano state ancora delle ufficializzazioni sui ruoli chiave, sicuramente si è già al lavoro per la costruzione del gruppo. Sentiamo Marco Carli. Prove della nuova stagione, con Varrà che è stato in sede e con Caserta nei pensieri. Il direttore sportivo in pectore è essenzialmente già operativo e la recente presenza al Massimino segue di poco quella con l'Ascoli di fine maggio. Il fine settimana l'avvio della prossima, in seguito all'iscrizione del 16, su cui il Catania è già avanti negli adempimenti burocratici, segnerà il via definitivo della nuova stagione, con l'ufficializzazione del nuovo direttore e poi l'allenatore. Poi verrà la definizione del ritiro del mercato, con l'obiettivo di un gruppo vincente fatto di giovani che potrebbero essere importanti per il futuro, come Leonardi, legato da contratto fino al 2030, in cui la società ha grande fiducia, ma anche con il supporto dei più esperti, come Di Gennaro, che già avrebbe voluto dare il contributo per i play-off. Esperienza e gioventù sarebbe il mix giusto per una stagione che è già dietro le porte. È il nostro ultimo servizio, dunque Sicilia 24 finisce qui. Vi lascio con Emanuela Corsi e la rassegna stampa di oggi e vi ricordo che Sicilia 24 tornerà alle 14. A tutti una buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.